Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Trapani, scandalo referti istologici in ritardo, il manager dell'ASP Ferdinando Croce si dimette. La decisione al termine dell'audizione in commissione sanità all'ARS. Sciacca, aggredito e colpito con un pugno al volto un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale dell'Agrigentino, l'uomo è stato denunciato. Palermo, il mondo della scuola si mobilita dopo l'aggressione di 2 genitori a un insegnante, tutto è nato da un rimprovero di una maestra ad un alunno. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che nel 2020 a Furci Siculo, nel Messinese, uccise la fidanzata Lorena 40, rigettata la richiesta di attenuanti per stress da Covid. A Catania è arrestato un parcheggiatore abusivo per tentata estorsione. Aveva minacciato 2 ragazzi chiedendo 5 euro per la sosta. Le intimidazioni riprese con il cellulare. Le periferie abbandonate di Catania, invasione di topi al Librino, cittadini e commercianti esasperati chiedono aiuto. Calcio, chiuso il campionato, il Catania lavora già alla prossima stagione. Trapani e il Messina sono invece alle prese con problemi extracampo. Bentrovati, si dimette in lacrime e dice di essere vittima di un provvedimento ingiusto, lancia accuse alla macchina regionale. Stiamo parlando del manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce. Si chiude così il primo capitolo dello scandalo referti istologici in ritardo. Maglio Viola. Ferdinando Croce, il manager dell'ASP di Trapani, sospeso da settimane dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo, si è dimesso. Ha formalizzato la sua scelta con una PEC quando ormai la procedura della sua decadenza era diventata irreversibile, visto che la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria si era espressa positivamente sull'istanza di rimozione dall'incarico. Croce lo ha comunicato in lacrime alla Commissione Salute all'ARS riunita per ascoltarlo, ma nel farlo si è preso circa 1 ora e mezza per spiegare come sia stato possibile che circa 3.300 referti istologici siano arrivati con ritardi anche di 8 mesi. Ha presentato documenti con i quali dimostrerebbe di aver avvertito già lo scorso anno l'assessorato regionale alla salute della situazione di difficoltà dell'ASP e di aver chiesto aiuto alle altre ASP siciliane per uscire dall'impasse, ma sarebbe stato ignorato. Per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che su questo tema era intervenuto molte volte, le dimissioni sono comunque un atto dovuto, ma non c'è da gioire. Si chiude soltanto il primo capitolo di questa vicenda di cui le vere vittime sono i pazienti. Per l'opposizione, dai 5 Stelle a Ismaele Lavardera, invece, dopo le dimissioni di Croce è ora di cercare gli altri responsabili. Il manager sarebbe stato sacrificato come capro espiatorio, ma bisogna accertare le responsabilità dell'assessorato regionale alla salute. Colpisce con un pugno un infermiere che lo stava aiutando a rialzarsi. Succede all'ospedale di Sciacca, denunciato un 54enne del luogo. L'ennesimo atto di violenza in corsia di una emergenza che continua con gli ordini dei medici e degli infermieri che già da tempo chiedono interventi concreti. Orazio Longo. Cade dalla barella, ma anziché ringraziare l'infermiere che lo aiuta a rialzarsi, lo prende a pugni. Succede al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. L'operatore ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine, spiegando che il paziente sarebbe andato in escandescenza dopo essere scivolato dalla portantina, colpendolo senza motivo al volto con un pugno. Ho denunciato tutto perché non se ne può più di lavorare in queste condizioni, ha detto l'operatore sanitario, che, soccorso prima dagli addetti al servizio di vigilanza e poi dai suoi stessi colleghi, ha riportato una tumefazione alla bocca guaribile in alcuni giorni. Informati di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l'aggressore, un 54enne del luogo. Ma si tratta dell'ennesimo episodio di violenza negli ospedali contro medici e paramedici che in Sicilia, solo per ricordare gli ultimi, l'aggressione avvenuta al civico di Palermo pochi giorni fa nei confronti di un medico o quella a un infermiere all'ospedale Garibaldi di Catania lo scorso aprile, non fanno che aumentare la lunga casistica di una condizione da più parti ritenuta non più tollerabile. Gli ordini degli infermieri e dei medici hanno chiesto interventi urgenti per la sicurezza, parlando di una priorità reale e condivisa che deve essere oggetto di impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Un problema, a onor del vero, non solo siciliano, visti i casi simili avvenuti anche recentemente in altre parti d'Italia, l'ultimo poche ore fa nel Veronese con un infermiere aggredito da un 45enne, che però pone ancora di più in risalto la portata di un'emergenza che da troppo tempo attende una soluzione.
E fa ancora discutere l'episodio di aggressione a un insegnante di una coppia di genitori. Nell'istituto palermitano tutto è nato da un rimprovero di una maestra. Adesso insegnanti e presidi chiedono maggiori tutele. Marco Gullà. Non si può continuare così, è quello che hanno voluto sottolineare insegnanti e collaboratori scolastici dopo l'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'Istituto Palermitano Lombardo Radice. Emergono particolari su quanto accaduto nella scuola di Corso Calatafimi. L'alunno di una terza elementare era in fila con altri studenti quando è stato rimproverato da una maestra perché avrebbe disturbato un compagno di scuola che soffre di autismo. Il rimprovero è nato solamente per evitare la reazione del bambino autistico. Successivamente i genitori dell'alunno rimproverato si sono fiondati a scuola per chiedere spiegazioni all'insegnante, ma ne è nato un alterco con i collaboratori scolastici con successiva aggressione. Episodi su episodi, le scuole che diventano ring, le paure del personale scolastico. Sono episodi che si ripetono in tante scuole. Lavorare a scuola è diventato pericoloso. Giornalmente gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico periodicamente subiscono aggressioni, violenze dai genitori e dai ragazzi. Bisogna costruire un'alleanza tra scuola, famiglia, società. Questi atti di violenza sono inaccettabili e rappresentano un grave attacco alla nostra dignità e alla sicurezza di tutti noi. L'appello di presidi, professoresse e maestre. La violenza che attraversa i corridoi delle scuole, quelle scuole dove molti genitori dovrebbero ritornare per imparare le basi dell'educazione. Il gruppo del Tribunale per i minorenni di Palermo ha deciso la messa alla prova per una quindicenne e il trasferimento dal carcere alla comunità per l'ex fidanzatino di 17 anni, protagonisti della vicenda che ha portato il padre della ragazzina al suicidio per le pressanti richieste da parte dei due minorenni. La coppia ha avuto anche un figlio, adesso i due si sono lasciati. Chiedevano in continuazione denaro offendendo e minacciando il padre della ragazza. I due minorenni hanno detto di essere pentiti e la messa alla prova è ritenuta idonea come misura alternativa alla detenzione perché i ragazzi possano essere rieducati nonostante la gravità dei fatti. E la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo che diventa così definitiva per Antonio De Pace, l'infermiere che nel 2020 a Furcisicolo uccise la studentessa di medicina Lorena 40, rigettata quindi la richiesta di attenuanti per stress da Covid. Francesco Triolo. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che il 31 marzo 2020 ha ucciso la fidanzata Lorena 40 strangolandola nell'abitazione in cui vivevano a Furcisicolo in provincia di Messina. I supremi giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso 28 novembre nel processo di appello bis, un verdetto arrivato dopo che la Cassazione lo scorso anno aveva annullato con rinvio la prima sentenza di ergastolo riconoscendo le attenuanti generiche perché il femminicidio era avvenuto nella prima fase della pandemia, il che avrebbe potuto incidere sullo stato di stress dell'infermiere. Ipotesi valutata ma ritenuta inammissibile lo scorso novembre dai giudici di Reggio Calabria e ribadita anche dalla decisione dei giudici della Suprema Corte che hanno confermato la condanna all'ergastolo per De Pace. Finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria, ha detto il padre di Lorena 40, mentre la sorella Danila ha pubblicato una foto di loro due con la scritta "Ti amo", soddisfazione anche dal legale della famiglia Giuseppe Barba. Lorena, ha aggiunto l'avvocato, non può tornare più, ma avere un giudizio certo, definitivo, non soltanto sulla responsabilità penale, ma anche sulla sanzione che noi ritenevamo doveva essere l'unica da applicare, che era l'ergastolo per loro, e anche un momento di pace. Portati a Termini Imerese i primi pezzi del Basien recuperati dai fondai di Porticello. Dopo la morte del sub, le operazioni continueranno adesso con l'uso di un sommergibile teleguidato. Manlio Viola. Nessuno vuole più immergersi nelle acque di Porticello. La maledizione del Bayesian colpisce ancora e questa volta riguarda i sommozzatori.
tutti, di tutte le nazionalità. Dopo la tragedia che ha portato alla morte del sub olandese, l'ottava vittima di questa vicenda, che stava tagliando i supporti del Boma per liberare il relitto dall'albero, si è deciso di procedere abbattendo i rischi al massimo. Al termine di una riunione operativa fra la società incaricata del recupero, la Guardia Costiera e informalmente anche la Procura dei Termini Imerese, si è deciso di procedere solo con operazioni da remoto. Insomma, l'attrezzatura viene immersa per raggiungere il relitto e poi teleguidata a distanza. La conseguenza è il rallentamento delle operazioni del recupero, ma tutto avviene con maggiore sicurezza. Intanto sono stati recuperati il Boma, l'ancora e la vela e sono stati trasportati a Termini Imerese, dove saranno eseguiti una serie di accertamenti. La Ebolift 10, una delle due imbarcazioni specializzate nel recupero che sta operando in zona, dunque si sposta al porto di Termini per sbarcare quanto recuperato e imbarcare altre attrezzature per il lavoro da remoto. Il recupero effettuato negli ultimi giorni è stato fatto con un piccolo sommergibile guidato a distanza. Messi in sicurezza anche i serbatoi e gli sfiati del relitto. Il prossimo passaggio sarà la posa dei cavi d'acciaio per imbracare lo scafo, operazione che comincerà al ritorno della Ebolift 10 a Porticello e che richiederà almeno una decina di giorni. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso, solo 2 voli a settimana, se ne prevedono 9 in tutto per la stagione invernale, costato 47 milioni, non decolla l'infrastruttura. Sentiamo Veronica Barbarino. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso verrebbe da definirlo. In attivo ad oggi ci sono solo 2 voli settimanali, anche se da giugno si arriverà a 9 voli totali per coprire la stagione estiva. Con un video sui social il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, denuncia la desolazione all'interno dello scalo. Un parcheggio che un tempo era pieno, strapieno di autovetture, completamente vuoto. Non c'è anima viva. Guardate. Ci sono 100 dipendenti in servizio per un aeroporto senza voli, ma la neopresidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel consiglio di SAC, Maria Rita Schemmari, dice che l'aeroporto non può chiudere né può essere ridimensionato nell'organico. I dipendenti, nonostante la mancata attività giornaliera dell'aeroscalo, devono essere presenti. E dire che i fondi stanziati sono tanti, un bando da 24 milioni per la continuità territoriale su Roma e Milano, 9 milioni per incentivare le rotte internazionali, più premialità se si vola nella stagione estiva, 3 milioni dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e infine 47 milioni per la sezione voli cargo. Intanto il bar, per citare solo uno dei paradossi, apre per un'ora il martedì e il sabato. I poliziotti distaccati nello scalo arrivano solo per i 2 atterraggi settimanali. A Catania un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione. Ha minacciato 2 ragazzi da cui pretendeva 5 euro per la sosta. Vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa, gli avrebbe detto. Il tutto immortalato da un telefono cellulare. Simona Mazzone. Parcheggiare in centro storico la sera e trovarsi davanti il parcheggiatore abusivo non è certo una novità in una città come Catania, ma quando si viene minacciati violentemente non è facile affrontare la situazione. È la disavventura capitata a 2 ragazzi di origine indiana, immortalata da un telefono cellulare, come mostrano queste immagini, che trovando parcheggio nella centrale piazza Spirito Santo sono stati fermati da un uomo che pretendeva con fare intimidatorio 5 euro per la sosta. I 2 non hanno ceduto e si sono allontanati rapidamente dal posto per trascorrere la serata in un ristorante della zona. Al loro ritorno il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, collaborato da un 35enne di origine marocchina. Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa. Parole accompagnate da schiaffi al volto e alla nuca, seppur lievi ma esaustivi al fine di rendere più efficace la minaccia. L'uomo ha continuato a mostrare una certa spavalderia, rivolgendosi a loro dicendo che non avrebbero potuto fargli nulla, fino all'arrivo degli agenti delle volanti, davanti a cui entrambi i malviventi si sono dati alla fuga. Tuttavia il 35enne dopo alcuni metri è stato raggiunto dai poliziotti, che lo hanno fermato e arrestato e condotto in carcere per tentata estorsione aggravata. Alle spalle ha numerosi precedenti penali per reati di varia natura, tra cui spaccio, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. A Catania invasione di topi a Librino, i cittadini e commercianti esasperati dicono chiediamo aiuto. Tonino De Mana.
Librino vedo che c'è la Porta della Bellezza, è una struttura molto bella, dà il suo fascino, però dopo la Porta della Bellezza a 100 metri la Porta della Schifezza. Montagne di spazzatura e conseguente invasione di topi. È un coro unanime quello che si leva da Librino attanaiata da una doppia emergenza. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata, colpa la maggior parte dei casi degli stessi abitanti che si ostinano ad ignorare le regole, gettando la spazzatura dove capita e a qualsiasi orario. Anche noi stessi dobbiamo curare dove abitiamo. Catania è di tutti noi. Rispettiamo questa città. Il risultato è quello che vedete, con cumuli di immondizie ovunque e con topi ovunque, e poco importa se nelle vicinanze ci sono scuole, ospedali, il San Marco in questo caso, palazzi, condomini e mercati rionali. Mondizia, ti giri le spalle, guardi e vedi tutta mondizia. Lei è una bancarella qui, quanto è difficile lavorare in queste condizioni? Ma molto difficile, perché le persone non vengono, perché già si sentono schifate. Non ci sono parole veramente, è uno schifo veramente, guardi, proprio in questo momento ne è appena passato uno. Cioè, non lo so, io... E dalle dimensioni non sembrava un topo ma un gatto? No, è un coniglio. Siamo invasi dei topi, ora arriva l'estate, c'è tanta puzza, ci sono dei mercatini, dei commercianti, come si deve fare? Signor Sindaco, una volta c'erano i cassonetti, ora non ci sono più. Da 38 anni vedo sempre degrado, sporcizia, spazzatura ovunque, topi giganti ovunque. Nelle periferie l'auspicato cambio di passo non arriva e vanifica ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Intanto topi e colombe banchettano sui resti di cibo, variegati e abbondanti. Menù di oggi, peperonata. Dopo il nostro servizio denuncia è stata avviata la Pulizia degli Archi della Marina, sempre a Catania. L'assessore all'ecologia Pesce dice: stiamo lavorando su più fronti, quest'anno lo scerbamento è stato reso difficoltoso dalle piogge abbondanti. Ancora De Mana. In attesa di metterli in sicurezza, il riferimento è ai blocchi di pietra che si staccano dalla parete, è stata avviata la Pulizia degli Archi della Marina, luogo simbolo di Catania e porta per chi arriva dal mare. Queste le immagini mostrate al TG di ieri e questo il video girato questa mattina e che ritrae l'attuale stato di via Dusmet con le erbacce finalmente rimosse e con uno stato decisamente più decoroso. Squadre al lavoro per rimuovere rifiuti e vegetazione incolta, a seguire le operazioni in prima persona l'assessore comunale all'ecologia Pesce. Abbiamo quasi completato, domani dovremmo ultimare, adesso siamo qui sotto gli Archi della Marina dove è competenza appunto di RFI che si sta adoperando appunto per ripulire gli archi. L'operazione pulizia è importante perché è il primo impatto che hanno i turisti con la città. Non vi è dubbio, infatti questa operazione è stata già replicata in altre zone della città, penso al centro storico. Avviato un preciso cronoprogramma. Partiremo su San Leone, abbiamo fatto diversi interventi nel centro della città, a Lungomare, Corso delle Province, Viale Libertà e man mano purtroppo la stagione non è stata favorevole, nel senso che la tanta pioggia dell'inverno ha causato una crescita importante di queste erbacce e quindi noi stiamo con grande attenzione cercando di ripulire tutta la città. Bonifica effettuata nel centro storico, a Faro Biscari e a San Giuseppe l'Arena. Ultima tappa, il cimitero di Catania. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. I sindaci dei comuni agrigentini San Luca di Sicilia, Menfi e Sciacca hanno partecipato a un'audizione davanti alla Commissione parlamentare attività produttive dell'Ars e hanno chiesto interventi urgenti per risolvere la grave carenza di acqua nel lago Arancio, invaso fondamentale per le coltivazioni dei produttori agricoli di un vasto comprensorio. Assieme ai rappresentanti e alle organizzazioni professionali hanno chiesto all'organismo parlamentare di intervenire presso il governo della regione per richiedere la sospensione dei ruoli di pagamento dell'acqua e della bonifica. È stata inaugurata a Trapani una mostra per uno sguardo inedito sul mondo carcerario e sull'umanità nei contesti più difficili. 20 dipinti realizzati da detenuti del carcere Pietro Cerulli. Laura Spanò. Si chiama Dipinti di Speranza ed è stata inaugurata presso la Sala Laurentina di Trapani. Si tratta di un'iniziativa artistica realizzata dai detenuti della casa circondariale Pietro Cerulli. La mostra rappresenta il momento conclusivo del percorso creativo Copie d'arte famose, un laboratorio promosso all'interno dell'istituto penitenziario grazie al contributo di un artista e di un diacono della diocesi, con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'opportunità di crescita personale, espressione emotiva e riflessione.
Si tratta di oltre 20 tele realizzate da 10 fratelli della casa circondariale di Trapani. Un frutto che ha sorpreso per la verità i partecipanti, soprattutto ha sorpreso le autorità, tutte le autorità che sono intervenute, che questa giustizia riparativa possa trovare anche le vie dell'arte per camminare e inserirsi sempre di più nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale. Le opere realizzate saranno successivamente esposte anche al Palazzo del Governo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica nell'ambito del programma Insieme Verso, che raccoglie eventi e iniziative volte a promuovere coesione, inclusione e partecipazione civica. Ci può essere un altrove rispetto a un luogo di detenzione e credo che questo sia il messaggio più forte che arriva con l'anima che le persone hanno messo nei loro dipinti. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio delle siciliane. A tra poco. Eccoci al calcio, campionati conclusi, resta alta l'attenzione tra le società siciliane. Il Catania deve iniziare a programmare, il Trapani e il Messina sono alle prese con problemi extracampo. Francesco Triolo. Programmazione è la parola d'ordine in casa Catania. Il ritorno di Grella in città dopo qualche giorno in famiglia dovrà dare un'accelerata al lavoro già impostato, da Torre del Grifo al logo alla scelta del ritiro che sarà a Norcia per 3 settimane nella seconda metà di luglio. E poi la continuità tecnica. Il confronto con l'allenatore sarà il primo passo. Il progetto va avanti ma va migliorato in base alle indicazioni sulle lacune emerse nella stagione appena conclusa. Sarà potenziato lo staff sanitario e dei fisioterapisti intanto. Poi attenzione in sede di mercato soprattutto alla fase offensiva. Inglese si è visto da solo non può bastare, occorre un vice e qualcuno che possa affiancarlo, supportarlo sulla tre quarti. L'intenzione è comunque di mantenere in organico Ciccerelli e Cianci se la Ternana non dovesse centrare la promozione in B. A Trapani attenzione più che sulla programmazione e sulle ultime vicende nelle quali è coinvolta la società Granata, ovvero quella della compravendita dei crediti di imposta. Il Trapani, come il Brescia, ha utilizzato questo sistema per i pagamenti di febbraio ed aprile. Potrebbe arrivare una penalizzazione di 4 punti per quest'anno che non comprometterebbe la classifica, ma anche altri 4-6 punti per la prossima stagione. A Messina, dopo la retrocessione, è il futuro stesso del club a tenere innanzi ai tifosi. L'istanza di fallimento presentata dalla Procura si basa su debiti con l'erario per oltre 1.100.000 euro, più almeno altrettanti nei confronti di fornitori. Per l'iscrizione in Serie D occorre pagare tutti gli stipendi e i contributi dell'ultima stagione, in totale servono 800.000 euro entro il 6 giugno. In caso di mancato pagamento si rischia anche la radiazione. Fari puntati inoltre anche sulla data del 10 giugno, quando ci sarà la prima udienza sul fallimento. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.